Oggi la Giunta ha varato alcune norme di legge che porteremo presto in aula, che serviranno per integrare la nostra misura sul reddito al reddito di inclusione che partirà dal 1 gennaio 2018, che è quello deliberato, legiferato dal governo. Facciamo delle norme che da un lato possano armonizzarsi con questa nuova misura nazionale, che vanno sempre di più verso una strutturazione di queste misure, che aumenterà il periodo, la durata di erogazione da 12 a 18 mesi, esattamente come quella nazionale, e che sono alla base per una misura regionale più ampia, ma integrata con quella nazionale, che possa dare delle risposte senza creare disagi ai cittadini. Per questo abbiamo pensato di intervenire in tempi molto brevi con queste norme, proprio per evitare che ci sia una discontinuità nelle erogazioni e per far sì che non ci siano disagi nei confronti di coloro che ne sono già beneficiari.